A distanza di alcuni mesi, la situazione del passaggio pedonale di via San Rocco a Mestre tra la torre e il municipio è stata risolta parzialmente, dichiara un residente, perché mancherebbe ancora un aspetto fondamentale su cui intervenire. I lavori sono stati eseguiti appunto tempestivamente per quanto riguarda la pavimentazione di questo passaggio pedonale, a parte che guardando bene si è già rotto, nel senso che qui passano mezzi pesanti anche a una certa velocità, perciò il transito è deleterio per questa tipologia di pavimentazione, ma soprattutto il problema è che bisognerebbe differenziare il passaggio pedonale dall'area pedonale di Piazza Ferretto e di via Palazzo, perché come l'altro giorno un signore transitava da Piazza Ferretto a via Palazzo, naturalmente col telefonino acceso, e non si è accorto che questa è una strada, non è la continuazione dell'area pedonale di Piazza Ferretto e via Palazzo, perciò bisogna cambiare colore di piastrellatura oppure mettere un semaforo a richiesta eventualmente, perché qui veramente un giorno o l'altro qualcuno ci rimette le penne. Basta percorrere qualche metro e in via Giordano Bruno c'è un altro problema che secondo questo e altri residenti l'amministrazione dovrebbe affrontare. Qui c'è uno stop dove come il codice della strada ci impone dobbiamo fermarci anche se non c'è nessuno che transita, e invece sistematicamente 9 automobili su 10 si fermano sopra le strisce pedonali. L'altro giorno transitava una signora anziana e l'autovettura si è fermata proprio sopra le strisce e sta signora spaventata è caduta per terra. Per fortuna non ci è scappato il morto. Di qui una chiara richiesta. Se gli automobilisti non hanno questa attenzione con questo stop, un'amministrazione seria deve prendere dei provvedimenti. Noi appunto come cittadini, come residenti, abbiamo chiesto eventualmente di mettere un dissuasore 4-5 metri prima dello stop, in maniera che obblighiamo gli automobilisti a rallentare perlomeno, non che si fermino sopra le strisce.